bisogna tenere conto anche di un altro dato, della crescita del Movimento 5 Stelle. Che scenario possiamo ipotizzare per il futuro in Sicilia? Rispetto alla scorsa tornata elettorale c'è una crescita del Movimento 5 Stelle e ne farei il paio con il maggiore disagio sociale che in Sicilia c'è. Il governo Crocetta ha fatto scivolare la Sicilia al penultimo posto tra le regioni d'Europa in termini di sviluppo economico e infrastrutture. Ricordiamo che il 50% della nostra popolazione vive sul baratro dell'esclusione sociale. È ovvio che questo può indirizzarsi e si è indirizzato verso un voto dei 5 Stelle, quindi di protesta che manifesta disagio e rivendicazione. Ma questo non lo avevamo visto aumentare anche nelle elezioni precedenti, non abbiamo necessità di tornare a 5 anni fa perché già alle europee il dato si era manifestato in misura maggiore. Quello che però rincuora è il fatto che l'elettorato abbia saputo scegliere tra la semplice protesta e invece una proposta concreta, andando a votare quel candidato non semplicemente di centrodestra o nel caso della storia di Nenni un po' più a destra, quanto una persona che aveva dimostrato con correttezza, lealtà e capacità di saper amministrare per 10 anni